Da San Leone a Ribera a Licata. Il popolo degli incoscienti si fa strada in barba alle disposizioni anti-Covid e non ci stancheremo mai di richiamare l'attenzione di quelle istituzioni che a parole sono bravissime e non ci riferiamo certo ai sindaci che fanno quello che possono. È una guerra, insomma, che continua e visto che di guerra si tratta, bisognerebbe trovare altre soluzioni facendo salvi i diritti delle persone che rispettano le regole e incidere esclusivamente sui tanti deficienti che anche ieri hanno praticamente invaso le località senza un minimo di pudore. Ad Agrigento ieri si sono registrati 12 nuovi casi e 37 in provincia. Il sindaco del capoluogo Franco Miccichè torna ad annunciare misure più drastiche e in questo va sicuramente sostenuto piuttosto che criticato con interventi assolutamente inutili e fuori luogo. Per fortuna dalle nostre parti non si è arrivati ad insultare agenti e carabinieri come è avvenuto a Napoli con i giovani richiamati all'ordine che hanno risposto insultando, un atto da delinquenti che scelgono la sfida e lo scontro. E in tutto questo a preoccupare è il silenzio del Viminale e l'assoluta incapacità di impedire il ripetersi di scenari da brividi che invocano misure alternative alla semplice sanzione amministrativa, misure da codice penale, così come previsto lo scorso anno dal decreto che faceva riferimento ad uno specifico articolo sul mancato rispetto delle misure di contenimento per contrastare il diffondersi del virus. Siamo di fronte a delle condotte da parte dei soliti inadempienti che non si possono più sopportare, le quali creano allarme e paura di una terza ondata, condotte che costituiscono un grave pericolo per la salute pubblica. Ecco allora la necessità di provvedimenti estremi. Chi ha il dovere di ricercare le soluzioni che servono, a cominciare dalla prefettura, lo faccia senza aspettare che arrivi il prossimo weekend, salvaguardando, lo ribadiamo, i diritti delle persone per bene e puntando il dito solo su chi anche ieri ha voluto sfidare.